È una fiera che ha più di 500 anni di storia e che si perpetua ogni volta e che continua a crescere. Vuol dire che dietro c'è qualcosa che è proprio incarnato nei sentimenti e nei valori della gente. È la nostra gente, è il nostro territorio e io sono innamorato della nostra gente e del nostro territorio. 350 espositori, praticamente tutti veneti, e questo porta anche a dire un orgoglio inaugurare questa fiera, ma è anche un orgoglio veneto che veramente esplode in questi 7.000 metri coperti più tutti gli altri che sono all'esterno. Loro non possono poi sentire i profumi del cibo che noi sentiamo girando per gli stand, quindi penso che solo i nostri volti ve li possono raccontare in qualche modo, ma venendo qui sentirete veramente anche un gran desiderio di assaggiare le tante cose buone che ci sono, ma soprattutto tanti prodotti locali, tanti prodotti vicentini, ed è per questo che sono orgoglioso di essere presidente della provincia di Vicenza. Una fiera regionale che potremmo dire sta diventando nazionale. No, certamente. Ricordiamo che comunque abbiamo quasi 90 espositori della meccanizzazione agraria, cioè una cosa che forse solo Bologna può vantare questi numeri. L'altro aspetto è che proprio in questo settore anche della meccanica agraria e dell'agricoltura abbiamo voluto fare un progetto innovativo con Agricoltura 5.0, quindi portare non solo la meccanica tradizionale ma anche tutte le nuove tecnologie, dai droni ai robot. E questo assieme a Coldiretti Vicenza e giovani imprese di Coldiretti, un progetto proprio per valorizzare le imprese della meccanica che stanno investendo in novità. E probabilmente questo sarà anche un punto per il prossimo anno avere proprio un salone specifico dedicato alle innovazioni in agricoltura. Hello, welcome Lieutenant Colonel Rafael Camporese. So we are here in a food fair talking about the excellence of Italy. How important is the relationship between Italy and US? The relationship is very important. As you might know, we have an American base here with over 15,000 Americans, with soldiers, their families, civilians. So it's important for us to continue to have this relationship. We've been here over 70 years, and it's very important, so yes. Un ruolo importantissimo il vostro, quello diciamo in questo caso con un po' di pioggia è stato la salvezza della fiera. Sì, ovviamente siamo stati interpellati per questo, facciamo questo lavoro proprio per riuscire a garantire comunque lo svolgimento di eventi, no? Sono strutture che si adattano un po' a tutte le esigenze degli eventi e delle manifestazioni. L'impegno che coinvolge l'amministrazione comunale, un po' per i tempi, un po' per la burocrazia, sono enormi. La fortuna di avere assieme all'amministrazione comunale e ai tecnici del comune dei partner di tipo privato come l'Onigo Expo, che sono addentro al meccanismo delle fiere, professionalmente organizzano più fiere a livello anche italiano, di conseguenza il lavoro viene anche leggermente facilitato. Chissà i nostri antenati 500 anni fa che cosa pensavano di realizzare con questa fiera, no? Sicuramente i nostri antenati che hanno organizzato le prime fiere non pensavano di doversi scontrare contro una parte dell'opinione pubblica che vorrebbe utilizzare l'agricoltura come merce di scambio nei rapporti internazionali, come sta avvenendo tra gli accordi di libero scambio che sono stati sottoscritti dalla Commissione europea, la famigerata von der Leyen, e i Mercosur, cioè i paesi del Sud America, Brasile, Argentina e gli altri. Noi siamo veneti, siamo orgogliosi della nostra terra e dei nostri agricoltori e tutti noi dobbiamo
essere consci di questo, e quando andiamo al supermercato pensare non solo alla squisitezza del prodotto che stiamo mangiando, ma al valore aggiunto che hanno questi agricoltori e questi allevatori, che sono veramente degli imprenditori eccezionali, che oltretutto custodiscono il nostro ambiente, perché difendono il nostro ambiente dalla montagna alla pianura.